Private Temptation, ovvero tentazioni private, recita il cartello all'interno del centro benessere chiuso dalla Guardia di Finanza per essere diventato una casa del sesso a pagamento, anzi un centro commerciale del sesso, vista anche la location, l'ex area dello storico shopping center Sira in via Trento e Trieste a Vedelago, chiuso da qualche anno. Quasi 900 i clienti identificati, 885 per l'esattezza, numero che certifica un giro impressionante fatto di tanti insospettabili provenienti da tutta la Castellana e oltre, il solito elenco di lavoratori, professionisti, pensionati, tanti con la fede al dito, più o meno insospettabili e apparentemente irreprensibili. A tirare le file la titolare cinese, la maîtressa, che ora deve rispondere di sfruttamento della prostituzione, con lei la socia, anch'essa cinese, e un sessantenne italiano. Mentre le due donne si occupavano di procurare alle ragazze l'uomo del loro sostentamento e della manutenzione dei locali. Di fatto erano obbligate a vivere nel centro benessere, adibito anche ad appartamento, né più né meno di schiave sessuali. Una in particolare, cinese clandestina, aveva vitto e alloggio, ma doveva dividere con la maîtresse il 50% dei compensi. Per il resto tutto avveniva online, con il primo approccio sui siti specializzati, da lì il contatto, la prestazione e il pagamento secondo tariffario. 2000 gli euro stipati in un mobiletto al momento del blitz delle fiamme gialle, ma soprattutto centinaia i preservativi che si trovavano dentro bottiglie di plastica trovate tra le piante all'esterno del locale, 170.000 euro, il giro d'affari stimato, l'attività era monitorata da mesi. Questo sta a dimostrare il grande lavoro che si fa nel territorio, tutti assieme, per prevenire queste cose. Quindi un grazie grandissimo a tutte le forze dell'ordine, in questo caso in modo particolare alla Guardia di Finanza. In tutto questo c'è anche una sorta di retroscena. Ci ha colpito il fatto che un paio di giorni fa un cliente di questo negozio, di questo centro, ci abbia scritto chiedendo un appuntamento perché non aveva ricevuto, a suo dire, un servizio di massaggi, che alla distanza di qualche giorno sembra quanto minimo così strano, ma questo valora l'idea che in questo contesto c'è il controllo. Lo inviteremo sicuramente a fare un passaggio in Guardia di Finanza per rilasciare le dovute testimonianze del fatto. Sullo sfondo resta un tema più generale, la riqualificazione dell'area. L'obiettivo, conferma il sindaco, è quello di riaprire i negozi. Che è oggettivamente una bruttura vederlo chiuso, quindi il lavoro che stiamo facendo insieme alla proprietà è appunto quello di capire se ci sono delle opportunità sia per lui ma ovviamente anche per noi e per il territorio. Siamo entrati in diretta, restiamo nella Marca, da Vedelago a Mignagola di Carbonera. Il rombo delle moto ha accompagnato il feretro di Alessandro Ponzo, il 25enne di Carbonera, morto martedì a Breda in sella alla sua Ducati. Una grande commozione questa mattina a Mignagola per i funerali del giovane, una tragica vicenda peraltro che ha avuto purtroppo degli strascichi inattesi. La madre infatti nei giorni scorsi era intervenuta per denunciare gli attacchi sui social, commenti che criticavano l'eccessiva velocità del giovane sulla moto. Questo è il rombo dei motori che ha accompagnato il feretro del giovane Alessandro nel suo ultimo viaggio dopo il tragico incidente. A proposito di incidenti stradali, ieri c'è stata una mattinata dedicata alla sicurezza stradale con gli studenti, con simulazioni shock per dimostrare ai giovani la pericolosità della guida in stato alterato ad alta velocità. Presenti anche le mamme di due vittime, di due delle tante vittime nella Marca trevigiana. Queste giornate sono giornate importanti, perché se tutti quanti veramente mettessero in atto quello che gli viene spiegato, non mettersi alla guida bevuti, rispettare i limiti di velocità, non usare quel maledetto telefono che c'è sempre, perennemente. Io dico che tante vite umane sarebbero ancora qui, come sarebbero qui anche mia figlia e mia nipote, perché a causa di queste negligenze loro sono morte. Mi fa piacere che i ragazzi riflettano su come mettersi alla guida, il fatto di stare attenti, di non usare stupefacenti, di non usare alcol prima di mettersi alla guida, che è molto importante, è molto importante che ognuno faccia la propria parte. E confido sempre, io chiudo sempre i miei discorsi con una frase: avete la mamma a casa che vi aspetta.
Non dimenticheranno facilmente questa giornata i 500 studenti che hanno partecipato al Drive Camp di San Liberale, evento finale del progetto SOS Guida Sicura della provincia di Treviso. Una serie di simulazioni shock di incidenti stradali con pedoni, biciclette, auto e scooter hanno mostrato cosa può accadere quando si guida troppo veloci o in condizioni psicofisiche alterate. Le vite spezzate di Sara Rizzotto, Jessica Fragasso e Davide Pavan sono ancora lì a raccontarlo. Toccanti i messaggi delle mamme che hanno trasformato il dolore in un momento di responsabilità per i giovani. Con ULSS 2, Prefettura, Forza dell'Ordine, Vigili del Fuoco e associazioni sono stati simulati anche i soccorsi dopo l'incidente. Un'esperienza forte, pensata per lasciare il segno e ricordare ai ragazzi che alla guida ogni scelta può salvare una vita. Certamente sì, ovviamente. Sono già partito perché sono già stato vittima, diciamo, di un incidente in macchina e quindi da quando ho preso la patente, diciamo, ho un riguardo diverso e sono molto più attento alla guida. Vedo come effettivamente la velocità percepita all'interno della macchina risulta completamente differente. Noi pensiamo all'interno della macchina di stare andando piano, ma in realtà stiamo andando molto veloci e notiamo come anche guidando le persone possono saltare all'improvviso e noi dobbiamo essere rapidi e attenti nel fermarci. Proprio su questo tema il vicepresidente Fava ha confermato che presto saranno aperti corsi anche agli over 65, tra i più colpiti dagli incidenti, e il presidente conferma l'impegno totale dell'ente. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a vittime zero prima dell'obiettivo dato dall'Unione Europea del 2050. I ragazzi protagonisti di queste importanti testimonianze, e poi ci sono i ragazzi invece protagonisti della cronaca. Abbiamo raccontato in questi giorni più volte le violenze, le risse al centro studi di Bassano. È stato convocato per martedì prossimo il tavolo di lavoro in municipio. Ci saranno anche i rappresentanti dei genitori nelle scuole superiori. Noi porteremo la posizione dei genitori che sono ovviamente preoccupati di questa escalation di violenza che continua a ripresentarsi. E proprio i presidenti dei comitati dei genitori degli istituti superiori del Bassanese, che contano una cosa come 8.000 studenti e studentesse, martedì prossimo 17 marzo siederanno al tavolo di lavoro disposto dal sindaco di Bassano Nicola Finco, assieme alla stessa amministrazione comunale, ma anche dirigenti scolastici e forze dell'ordine. Obiettivo: trovare una soluzione condivisa alla difficile situazione che si è venuta a creare al centro studi, tra violente aggressioni e risse scoppiate tra giovani. I genitori chiederanno risposte concrete e ben circostanziate. Vorremmo che venga preso un solido impegno da parte di tutte le autorità preposte, quindi probabilmente sarà il caso di fare una dichiarazione di intenti in cui ognuno mette nero su bianco quello che vuole fare, quello che si impegna a fare, così poi almeno potremmo vedere chi lo fa. Sono inutili interventi spot, dichiara il presidente UCG. Io ho visto in questi giorni decine di pattuglie che passavano tutte insieme però ho visto che quando sono successe le cose non c'era nessuno, perché sono arrivati dopo che sono stati chiamati, quindi vuol dire che in quel momento il luogo era sguarnito. Io non voglio, non ne faccio una colpa a nessuno, qui non si tratta della guerra dei poveri, si tratta semplicemente di prendere atto di una situazione e di trovare tutti assieme una soluzione che sia la più possibile fattibile. E poi ci sono i giovani che se ne vanno dal Veneto perché non trovano un'occupazione, non trovano un futuro. I cervelli in fuga dal Veneto. Ieri i dati allarmanti sono emersi a Padova. Nel 2024 gli under 35 che sono espatriati in Italia sono stati 74.000 e di questi un decimo solo dal Veneto. È un numero importante perché in un periodo di calo demografico è evidente che ogni persona formata, laureata, che abbandona il territorio è una perdita netta, non solo nel breve periodo ma soprattutto nel medio-lungo termine. Non solo questo, perché il saldo tra espatriati e rientrati nel 2024, secondo i dati dell'AIRE, nella nostra regione segna un rosso marcato, meno 5.996 unità.
Giovani che si sono formati in Veneto, che però hanno scelto di lavorare all'estero, attratti da stipendi più alti e servizi migliori. È necessario intervenire. C'è per esempio questa proposta dell'osservatorio regionale, che è stata proposta anche dalle categorie, una sorta di CNEL, diciamo regionale, di CNEL del Veneto, che può proporre per esempio questa delle borse, che è fondamentale per andare a coprire il gap retributivo. Si inserisce in una serie di proposte che noi stiamo facendo, che vanno per esempio anche attraverso l'istituzione di una business school regionale, cioè noi abbiamo tante scuole, però non abbiamo nessuna scuola di livello internazionale che formi quel gap tra il mondo del sapere e il mondo produttivo, e l'istituzione anche di un fondo sul modello di Lazio Innova, che ha preso i fondi europei e li ha messi in un fondo per start-up, cioè per cercare di incentivare l'imprenditorialità giovanile. La politica regionale deve spingere su digitalizzazione e sostenibilità, come è successo in altre regioni, affiancandosi alle imprese. Dobbiamo lavorare aumentando la produttività, la digitalizzazione, sfruttando l'intelligenza artificiale per aiutare le nostre PMI, le nostre grandi aziende a essere più competitive a livello globale e a poter quindi pagare di più le persone e soprattutto e anche i nostri giovani, rendendo e permettendo di far sì che il nostro territorio continui a essere attrattivo e far sì che le persone, gli oltre 72.000 studenti che abbiamo qua ogni anno in una delle università migliori del mondo, non vadano via ma possono trovare opportunità di lavoro sul nostro territorio. Le imprese e collegate con la pubblica utilità, il sociale, la sanità, l'ambiente è il tema del progetto innovativo capofila in Italia di Veneto Venexus, che è stato presentato ieri dal Presidente della Regione Alberto Stefani nel giorno in cui ha tracciato anche il bilancio dei suoi primi 100 giorni alla guida del Veneto. Una piattaforma innovativa, la prima in Italia, che permette al nostro territorio di trovare un punto di giuntura tra regione e comunità. L'ha presentata il governatore veneto Stefani nel corso della conferenza stampa per i 100 giorni di mandato. Venexus è il nome del software. È un software che mette in relazione il territorio, la comunità, le imprese e le società benefit del nostro territorio e dei progetti di carattere regionale, comunale o provinciale che noi validiamo come regione sotto il profilo sociale, sanitario, ambientale, e quindi di fatto le società benefit del nostro territorio, che sono delle imprese che hanno già l'obbligo di investire in quei determinati settori, potranno investire in iniziative di questo tipo, quindi nuove RSA attrezzate, forme di welfare territoriale, asili nido. Lo scopo è quello di connettere il mondo delle imprese con i progetti di pubblica utilità promossi da regione, comuni ed enti locali. Una sfida comune, ha spiegato Stefani. Abbiamo pensato, perché questa nostra sfida, quella di riuscire a finanziare questi progetti e questi programmi che con un bilancio regionale magari normalmente si fa fatica, perché non facciamo che questa nostra necessità, che è la necessità di queste imprese che lo devono fare per legge e per migliorare il loro rating creditizio con le banche, non diventi un'unica necessità. Quella del Veneto è un'unica sfida, quella ovviamente della nostra amministrazione regionale. E proprio per questo siamo la prima regione in Italia. La piattaforma sarà lanciata il 23 maggio al Centro Congressi di Padova. Le prime reazioni sono già positive. Soddisfatto il segretario regionale di Will Veneto Toigo, che annuncia sostegno in tutte le iniziative che possano semplificare la vita alle persone, così come il segretario di CISL Veneto Paglini, che condivide il metodo di collaborazione pubblico-privato da estendere in altri ambiti, e Confindustria Veneto Est, secondo cui la partnership pubblico-privato è la chiave per investire in sostenibilità sociale e ambientale. In 100 giorni di governo Stefani ha raggiunto molti degli obiettivi prefissati, ma non mancano le novità. 69 milioni di euro che dall'approvazione di aprile potremo destinare ad RSA, strutture residenziali per anziani, caregiver, persone che si prendono cura di un soggetto fragile, ma oltre a questo 3 milioni per l'edilizia sociale, strumenti di monitoraggio da remoto, 18 milioni di euro che investiremo per le borse universitarie, 28 milioni più 9 milioni di questo bilancio per quanto riguarda la lotta al dissesto idrogeologico, 50 milioni per il piano casa, investimenti sulla sicurezza, 600.000 euro per bandi sulla videosorveglianza. E sul caso della multinazionale con sede a Marghera, che licenzia 37 dipendenti che sarebbero sostituiti dall'intelligenza artificiale, commenta. È inutile che sto qui ad elencare le potenzialità di intelligenza artificiale. Quello che non è accettabile è che si usi l'intelligenza artificiale come scusa per licenziare se questo poi magari non è reale, quindi andremo a fare le giuste valutazioni in questo caso, che ovviamente non ho ancora avuto modo di vedere da vicino,
ma la sfida dell'intelligenza artificiale va accompagnata e la politica dovrà farlo. Si è parlato anche di ambiente in questo servizio, perché tra gli obiettivi del progetto c'è anche l'ambiente. Di ambiente parliamo adesso con il caso Silva e il no della provincia di Vicenza. La provincia di Vicenza ha deciso il progetto di ampliamento presentato da Silva SRL di Montecchio Precalcino è stato bocciato. Nel corso della conferenza dei servizi e raccolti gli ultimi pareri, nell'area ex Affon non è stata autorizzata la realizzazione di un impianto trattamento sabbie di fonderia e quello di stoccaggio e trattamento dei rifiuti sanitari. La conclusione di un lungo e sofferto iter amministrativo. È stato dato un esito di non approvazione e la conferenza dei servizi si è espressa in questo modo, in particolare per i pareri che erano stati sollecitati e che sono arrivati gli ultimi 3, quindi la riconferma del Comune Montecchio Precalcino, quello relativo all'ULS e quello relativo al bacino idrogeografico. Quindi questi sono stati 3 pareri determinanti per diverse motivazioni. Sono contento che siano stati valutati, come avevo più volte rilevato, i pareri che mancavano. In attesa della stesura ufficiale dell'atto definitivo del provvedimento, il sindaco di Montecchio Precalcino non trattiene un sospiro di sollievo. Sospiro di sollievo nel senso che è finito un iter lungo e complicato da questo punto di vista sicuramente. Noi abbiamo fatto un iter amministrativo di cui siamo come si può dire, siamo coerenti, ne siamo felici del percorso fatto. Dal punto di vista tecnico il provvedimento ora è definito, si tratta di strutturare quella che sono appunto il provvedimento stesso, salvo poi che il soggetto interessato possa eventualmente fare ricorso al TAR. Nel pomeriggio è stata diramata una nota ufficiale dell'azienda che esprime sorpresa per l'esito dell'iter amministrativo proposto, progettato nel rispetto delle norme. In attesa di poter esaminare il dettaglio delle motivazioni, l'azienda si riserva un ulteriore approfondimento tecnico attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento. Vediamo allora quali sono state poi le reazioni. C'erano gli attivisti ovviamente in provincia ieri che si battono per appunto il no, la soddisfazione allora degli attivisti. Sono contenta, non mi aspettavo un risultato, diciamo che la speranza c'era. Però fino a che non è arrivata la risposta definitiva. La soddisfazione dei cittadini riuniti nel comitato che fin dalle prime ore del mattino hanno presidiato l'esterno di Palazzo Nievo, perché ha espresso come priorità la salute dei cittadini. Fondamentale è stato il parere negativo dell'ULSS 7. Sembrerebbe appunto che l'ULSS sia stato decisivo, l'ULSS di Bassano del Grappa, in questa decisione, e nonostante non ci siano ancora le zone di salvaguardia definitivamente approvate, e per questa volta le istituzioni sono riuscite ad intervenire prima che succedesse qualcosa, e questo potrebbe essere un bel esempio da tenere anche per il futuro. L'anima del Comitato Tuteliamo la Salute sono state le donne che hanno battuto tante porte, hanno chiesto tanti consigli, informazioni, hanno trovato anche tante porte chiuse, però il lavoro è stato grandissimo. A raccogliere le loro istanze anche molti politici locali che fin dall'inizio si sono battuti al fianco dei cittadini. Nel pomeriggio sono fioccate le soddisfazioni espresse dai consiglieri regionali Chiara Luisetto, Andrea Michalizzi e Carlo Cunegato. Ha vinto quindi una ragione che è quella della salute. Noi siamo quei cittadini, noi abbiamo presentato nel tempo interrogazioni, mozioni per arrivare a questo risultato, e questo risultato premia lo sforzo di tutelare la salute e l'ambiente della nostra regione. Grande soddisfazione finalmente per la decisione presa dalla conferenza di servizi, è un risultato sperato ma non atteso, appunto pensavamo che potessero sospendere il parere, invece è andata anche meglio del previsto. Chiaramente immaginiamo che ci sarà un ricorso da parte dei proponenti, però intanto è un bel primo passo, è anche il segno che quando la politica si muove unitariamente i risultati si ottengono a favore dei cittadini. Ancora una breve pausa pubblicitaria, l'ultima di questa edizione. Ripartiremo da un tema, quello dell'adozione da parte delle coppie gay, in questo caso una coppia di uomini, una coppia veneziana, e la battaglia di 2 avvocatesse trevigiane che adesso arriva direttamente alla Corte Costituzionale. Subito dopo la pubblicità.
Abbiamo deciso di depositare un ricorso sollevando sin dall'inizio la questione di incostituzionalità dell'articolo 29 bis della legge sulle adozioni. La decisione è storica. Il Tribunale per i minori di Venezia ha accolto il ricorso di 2 avvocatesse trevigiane e rimandato la vicenda alla Corte Costituzionale. Per loro una prima vittoria. Protagonista una coppia di quarantenni veneziani, omosessuali e legati da un'unione civile, volevano accedere all'adozione internazionale, ma la legge non lo consente. Via libera se sposati o single, ma le unioni civili sono escluse. A decidere se la norma è incostituzionale sarà dunque la Consulta. Una coppia unita civilmente può accedere all'adozione internazionale solo sciogliendo il proprio legame, quindi divorziando al fine di riacquisire lo stato libero. È chiaro che questo meccanismo è un meccanismo contrario al principio di uguaglianza. Il Tribunale ha così avviato un'indagine sulla coppia condotta da esperti per decidere se fosse idonea. Che ha portato ad un unico risultato: la coppia è idonea. Quindi la coppia è risultata idonea all'adozione. Per questo, e riconoscendo valide le osservazioni delle avvocatesse, il Tribunale dei minori ha sollevato la questione di incostituzionalità. Potrebbe avvenire che la Corte, come ha fatto nel caso dell'adozione del single, accolga la richiesta e dichiari incostituzionale l'articolo 29 bis della legge sulle adozioni, ampliando quindi la platea dei soggetti legittimati a presentare domanda di adozione internazionale. Una sentenza che comunque non risolverebbe del tutto la questione. E certo è che rimane tagliato fuori tutto un altro settore, che è quello dei conviventi di fatto, perché ad oggi l'accesso all'adozione internazionale è possibile per le coppie coniugate, quindi rigorosamente eterosessuali, persone single, quindi con stato civile libero. Una discriminazione, sottolineano le avvocatesse, perché la convivenza dà regolarmente accesso all'adozione internazionale in moltissimi paesi europei. Addio ad Alberto Trevisan, il primo obiettore di coscienza italiano. L'uomo fedele per tutta la vita al suo impegno per la pace si è spento a causa di un malore. A 78 anni viveva con la famiglia a Rubano, in provincia di Padova. Un malore improvviso mentre camminava per strada a Rubano, l'ha corso in ospedale grazie alla telefonata di un passante e la morte venerdì. Si è spento così Alberto Trevisan, 78 anni, nato a Feltre. Negli anni dell'università aveva fatto diventare realtà il suo desiderio di pace, opponendo per primo in Italia l'obiezione all'articolo 52 della Costituzione che prevedeva il servizio militare obbligatorio il 10 giugno del 1970. Una prima obiezione a cui ne seguirono altre, fatte di arresti continui, condanne, carcerazioni, ma anche di grandi amicizie per quasi 3 anni della mia vita, così scriveva lo stesso Trevisan nel libro che ha raccontato la sua esperienza, che con la sua lotta pacifica a ogni forma di guerra aprì la strada alla legge sull'obiezione di coscienza, la 772 del 1972. Un impegno per la pace che ha segnato tutta la sua vita, una vita condotta accanto alla moglie Claudia e ai figli, segnata dall'impegno anche politico nel comune di Rubano, dove fu assessore e consigliere comunale. Suo lo striscione che il comune porta ogni anno alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi, e così lo ricorda Sabrina Doni, ex sindaca di Rubano. Quello striscione continuerà ad accompagnarci, ci mancherai. Un ricordo per Alberto Trevisan, anche da Sergio Giordani, sindaco di Padova, di cui Alberto Trevisan divenne nel 2012 cittadino onorario, e da Francesca Benciolini, assessore alla pace della città del Santo. Abbiamo fatto diversi appelli anche con tante altre città. Nel Bassanese, o meglio a Bassano, al Remondini, un progetto di inclusione così che tutti possano ordinare la loro pizza senza problemi di comprensione. Sono organizzate quindi con dei simboli in CA e la persona per ordinare indica il simbolo con la richiesta oppure ad esempio l'ingrediente che vuole inserire nella sua pizza. All'interno della tovaglietta abbiamo messo anche delle icone che possono indicare se la persona è felice oppure se ha delle necessità ulteriori, tipo andare in bagno.
Pizza per tutti, si chiama così il progetto delle studentesse della quarta AM sociosanitario dell'Istituto Remondini di Bassano del Grappa. Le ragazze hanno realizzato delle tovagliette in comunicazione aumentativa alternativa per aiutare persone con deficit della comunicazione ad esprimersi nelle pizzerie del territorio. Siamo andati dai ristoratori a chiedere se erano disponibili ad accettare un progetto di inclusione e ci hanno risposto di sì, alcuni di no, però alla fine ne abbiamo raggiunti 3. Abbiamo consegnato qualche settimana fa un numero circa 70 tovagliette a testa ad ogni pizzeria. Grazie al contributo mio e delle mie compagne abbiamo messo 5 euro a testa e siamo riusciti a realizzare queste tovagliette. Ma l'iniziativa si è allargata anche al di fuori del Veneto e si spera sempre di più nel tempo. Abbiamo una pagina Instagram, una pagina TikTok che si chiama Pizza per tutti e noi io e altri miei compagni ci siamo occupate della parte dei social. Ci ha scritto una pizzeria anche di Palermo e adesso ci stiamo organizzando per capire come fare a spedire le tovagliette anche là. Un'idea nata per caso in classe durante una lezione dedicata al tema della disabilità e dell'accessibilità. Per il nostro indirizzo, che ha una vocazione di lavoro con le persone, è stata un'occasione per sperimentare il lavoro d'equipe e soprattutto tutta una serie di strumenti che ci hanno permesso di entrare in diretto contatto con i vari portatori di bisogni che potevano esserci in questa iniziativa, a partire prima di tutto dalle famiglie che hanno bambini con autismo, disturbi dello spettro autistico o qualsiasi tipo di disabilità. Noi volevamo vedere nel nostro territorio quanto fossero accessibili i contesti di vita quotidiana. E come mai proprio la pizza? Perché la pizza è buona. È buona la pizza, è buono anche il tiramisù. A Treviso nasce un nuovo spazio dedicato esclusivamente al tiramisù e non poteva non nascere nel luogo dove tutto ebbe inizio. Sicuramente un pizzico ci vuole un po' anche di rischio, come si dice, però insomma siamo ben coscienti di quello che è la potenzialità di questo dolce e siamo convinti che sia qualcosa in più che mancava e di cui c'era bisogno di fare. Mentre molti chiudono, Paolo Lai e Sergio Bongiovanni aprono una nuova esperienza, quella di un locale solo dedicato al tiramisù. Tiramisù Beccherie, in linea con la veste architettonica dell'adiacente ristorante, un gioiello di eleganza e accoglienza disegnato da Francesca Verdura, che vuole rimettere il dolce più amato nel mondo al centro dell'identità della città. Anche un touchscreen interattivo a disposizione dei clienti racconterà la storia della ricetta, quella originale, nata proprio in piazza Ancilotto negli anni 70. La ricetta originale prevede gli ingredienti classici di quello che è la ricetta di Beccherie, quindi solo il tuorlo, zucchero, mascarpone, il caffè, il savoiardo, assolutamente riconosciuto, e la spolverata di cacao. Ormai il tiramisù è diventato un'icona, proprio ribadisco, di quello che è il dessert italiano. La fortuna di questo dolce è la sua semplicità e la sua complessità uguale. Il più instagrammato dagli atleti delle Olimpiadi di Milano Cortina, più taggato del Colosseo, nel Veneto secondo solo a Verona e Venezia, il tiramisù, nato dalle mani di Loli Linguanotto e Ada Campeol, oggi veleggia non solo verso nuovi traguardi trevigiani ma anche italiani e internazionali. Il socio, di origine milanese ma trevigianissimo di adozione, sta già guardandosi intorno per aprire nella Gran Milan. Soprattutto valorizzare il tiramisù, che oggi era inserito solo nel contesto del ristorante, mentre adesso deve diventare qualcosa anche di autonomo, e questo mondo delle beccherie tra ristorazione e tiramisù svilupparsi e farsi vedere a livello sia locale che nazionale, e se tutto andrà bene anche a livello internazionale. Il progetto infatti potrebbe arrivare anche in Asia, ma prima il sindaco sta pensando ad un cartello alle porte della città che dica che questa è proprio la città del tiramisù. Mi piace ed è fattibile e penso che lavoreremo in questa direzione. Ricordo che quando ero giovane consigliere comunale insieme a Barbisan avevamo fatto proprio questa proposta che era stata bocciata dall'allora sindaco, però voglio dire, siamo in tempo per recuperare. E con l'acquolina in bocca ci salutiamo, grazie per averci seguito, arrivederci.